Amici sportivi, un buon pomeriggio dalla Palaciconia di Ponzano Veneto, 21esima giornata del campionato di Serie A di futsal italiano. Quest'oggi si gioca Came Treviso contro il Benevento, calcio a 5, le due formazioni sono già entrate in campo e allora andiamo subito a vedere quali saranno i protagonisti di questo match, ma prima la terna arbitrale con Andrea Antonio Basile di Torino, Davide Zingariello di Palermo e Giacomo Voltarella di Treviso è il cronaco. Inquadrata ora la panchina della formazione di casa. Per quanto riguarda allora quelli che dovrebbero essere i protagonisti di questo match, partiamo dal Benevento con Josema, Jonas, Titon, Mellone, Lielmi, Volanino, Arvonio, Guerra, Pastore, Ciullo, Coletta e Lolo Suazzo. L'allenatore è Scarpitti. Andiamo a vedere invece la formazione di casa con Pietrangelo, Valex Delgadio, Sutton, Musumeci, Giappa, Fiordi, Guida, Perazzi, Tazzoni, Donin e Sacon. Il tecnico ovviamente è Silvio Roscia. Vedete proprio la formazione inquadrata completamente con la foto di rito, i supporters che sventolano le bandiere bianco-blu, i due colori del sodalizio trevigiano. È una partita in quale mette di fronte la Came Treviso con 23 punti, 9 punti di Benevento. Ultima in classifica la formazione campana che quindi proverò a cercare di fare punti salvezza. In questo periodo non stanno andando bene le cose per la formazione di Treviso, che non riesce più ad ottenere punti importanti. Il calcio d'inizio sarà proprio per la squadra di casa con Giappa che è sul cerchio centrale del campo, è pronto a dare il via al controllo, ultimi controlli da parte dell'arbitro Andrea Antonio Basile di Torino, che ora si confronta con il crono qualche istante prima di partire. Le due formazioni sono entrate in campo qualche minuto prima rispetto al solito e ora siamo pronti con il fischio in bocca e la partenza del match. Il pallone in possesso della compagine trevigiana con i soliti vari tocchi tra i giocatori in campo. Vediamo Giappa per Sutton, si muovono molto i giocatori di Roscia per cercare di trovare la giusta combinazione all'interno della metacampo. Ora ci entra Sutton, prova lo scarico per Valex, poi per Giappa, Sutton parte il sinistro, il pallone messo in angolo da Lolo Suazo e quindi si riprenderà con un corner, il primo di questa partita, alla ricerca di un pallone, palla che era finita fuori e quindi il corner all'indietro per Saccono. Parte il tiro, bel tiro da parte del numero 89 della formazione di casa con il pallone che è sorvolato di poco sopra la traversa. Vediamo di collo pieno il tentativo del giocatore della Came. Riprende il gioco con il possesso ora dei giallorossi campani che provano ad andarsene via, palla recuperata da Valex, l'intervento su di lui di Josema e quindi rimane in zona d'attacco la squadra di casa con Valex. Ora il pallone è tra i piedi di Jonas che ridà la palla proprio al giocatore della Came. Sutton per Giappa e guadagna la rimessa laterale su questa azione difensiva di Benevento. Valex, pallone calciato in alto, rimbalza sul parquet qui del Palaciconia e finisce sul fondo. Sutton porta avanti il pallone verticalmente, poi lo cede sulla banda di destra, cambio di gioco, Sacon fa proseguire Giappa sulla linea laterale, poi ancora movimento molto da parte di Giappa. Valex ha cercato il passaggio di ritorno, riparte Titon
e poi la palla che è tra i piedi di Josema. Pallone che viene gestito ora dai giocatori del Benevento nella zona d'attacco della formazione di casa, quindi ora c'è la possibilità da parte dei ragazzi di Scarpitti di riprendere in gioco. Palla, attenzione, che finisce sul primo palo quando questo però aveva già superato la linea nera del fondo e quindi nulla di fatto. 0-0 dopo 2 minuti di questo inizio di match. Giappa, il tiro sull'arrivo a traino di Sutton, riparte dalla propria metà campo per trovare spazio. Sacon, l'uscita con i piedi di Lielmi, il portiere, poi successivamente il mantenimento della sfera da parte di Lolo Suazo. Ancora Lolo Suazo dopo il passaggio per Jonas, palla per Josema, pallone che ritorna tra i piedi dei giocatori di Roscia. Sutton ha anticipato mentre stava parlando col proprio compagno una disattenzione del numero 10. Sacon, pallone per il numero 89, ha provato la verticalizzazione verso Giappa, palla recuperata da Lolo Suazo e poi non si capisce il giocatore Benevento con il proprio compagno di squadra Jonas. Comunque arrivano gli applausi per questa ricerca. Sutton, Walex fronteggiato da Titon. Walex, pallone messo in mezzo, in qualche modo arriva e supera il portiere, ma fa buona guardia ancora la fase offensiva beneventana. E poi Giappa per Walex, pallone ancora per Walex. Giappa deve uscire dall'area di rigore e buona opportunità non sfruttata in questa occasione dal pivot della formazione di casa. Ha avuto una buona opportunità, però non ha avuto la velocità per girarsi il numero 12, che ora cerca di trovarsi libero. Parte il tiro e praticamente viene tolto dalla porta da Walex. Incredibile questa situazione, era già dentro il pallone, è stato Walex a togliere la palla letteralmente dalla porta, ha fatto il difensore piuttosto che l'attaccante in questo caso. Ora il giocatore in possesso di palla, senza volere ovviamente. Giappa prova a girarsi, ancora il controllo, Sacon, Sutton, palla per Sacon, sbaglia tutto ancora il giocatore, deve arretrare la propria raggio d'azione, in questo caso la Kame, ripartendo quasi dalla linea mediana del campo. Sutton, su di c'è Jonas. Sutton prova a trovare il pallone. Sutton in qualche modo lo scavetto da parte del numero 10, che però non trova la porta. C'è stata anche una deviazione da parte dei giocatori in maglia giallorossa. Sutton sul tentativo di Walex, l'intervento ancora a chiudere ermeticamente della retroguardia beneventana. Ora Sacon, parte il tiro, altra deviazione, altra possibilità di rimanere in zona d'attacco da parte della formazione trevigiana. Pallone ancora per l'89, parte il tiro, palla che rimane lì all'interno della possibilità da parte del Benevento, però è Walex che riprende il pallone. Poi Giappa, tantissimi tentativi di tiro, ma ancora regge la saracinesca difensiva del Benevento e quindi il risultato ancora di 0-0. Abbiamo oltrepassato da poco i primi 5 minuti di gioco con questa nuova possibilità. Sutton avrebbe avuto l'occasione anche di tirare direttamente verso la porta, ha preferito il passaggio sulla sinistra per Walex, guadagno rimessa laterale
riparte, attenzione, in contropiede del Benevento con il suo numero 10 Titon, la parata centrale efficace dell'estremo difensore della Came e Benevento che si è reso immediatamente pericoloso nella prima opportunità con questo tiro di destro, la parata quindi del portiere della Came che ora è in fase di molta attenzione perché il possesso rimane ancora a Benevento. Cambia il gioco, Walex cerca di interrompere questa fase di possesso con quindi Benevento che può continuare a imbastire l'azione d'attacco, ma Walex capisce tutto, porta avanti il pallone di sinistro e parte questo tiro che si infrange sulla traversa. Ancora una volta sfortunato in questa occasione Walex, spesso, ancora come in altre occasioni ha trovato il legno invece dello specchio della porta avversaria e quindi per l'ennesima volta sfortuna per il numero 7. Intanto palla recuperata da Fior, dato subito a Walex per Sacon, Sacon il passaggio di ritorno per Giappa, spalle alla porta, la protezione cade a terra, le proteste. Forse voleva che il giocatore andasse più avanti, ora torna indietro Sacon sulla linea del fondo, vedo questo pallone in mezzo Walex, ma finisce dall'altra parte. 0-0, ma vicinissima al gol nettamente in un paio di occasioni la formazione di casa. C'è stata la risposta del Benevento in contropiede sul quale si è fatto trovare molto attento il portiere della Camer Fior. Colpo di testa, attenzione, ancora in questo caso Fior, l'intervento irregolare sull'uscita del portiere di Arvogno e quindi calcio di punizione. È il primo fallo di questo match. Sono passati sostanzialmente 7 minuti di gioco. Sutton stava perdendo il pallone, ha ritrovato il contatto con la sfera, l'ha ceduta a Sacon e poi questo pallone buono per Sutton, la chiusura del portiere Lielmi non ha consentito al qui inquadrato giocatore della Came di poter tirare in porta. Intanto c'è la richiesta del time out da parte di Benevento. Walex perde il pallone, attenzione, Josema parte il tiro, ma è lo stesso Walex a mettere il pallone, a rifarsi e a mettere il pallone in angolo dopo aver concesso la sfera all'avversario. È riuscito anche a ricucire la situazione e come vi dicevo in precedenza c'era stata la richiesta di time out da parte della formazione beneventana, qui inquadrata con il tecnico Scarpiti che sta dando indicazioni ai propri giocatori. Si riprenderà con un corner a favore della formazione campana, mentre dall'altra parte sono le indicazioni qui inquadrate dalla nostra regia da parte di Silvio Roscia con il punteggio di 0-0 quando mancano 12 minuti e 45 secondi al termine del primo tempo. E rivediamo intanto qualche azione. Prima il fallo commesso, il primo fallo di questa partita fischiato ai giocatori di Scarpiti. Per ora nessuna tensione in campo vista in questa prima parte del match. Si conclude quindi il tempo a disposizione da parte di due allenatori di dare indicazioni alle rispettive squadre. Si rientra in campo con l'angolo a favore della formazione ospite per un precedente tentativo sul quale c'è stato l'ultimo intervento con il corpo di Walex. Ed ora ecco qui sul punto di battuta Josema con la palla che è messa all'indietro per Lolo Suazo, perde il pallone e cerca di rubarglielo Giappa, poi la palla all'indietro di Volognino, pallone rilanciato troppo teso
non recuperato da Josema e si spengono le possibilità in attacco per ora da parte della formazione di Benevento. 0-0 con Donino ora che ha fatto il suo ingresso in campo assieme anche ad Azzoni, e poi c'è Valex che cerca di mettere il pallone in mezzo, si rialza dopo il tocco di Volognino, palla all'indietro per Giappa, centralmente per Donin, in velocità per Azzoni parte il tiro sul secondo palo. Su questo tiro cross di Azzoni non c'è pronto nessun compagno e la palla si spegne sul fondo. Il palla che finisce quindi a beneficio del Benevento, tutto regolare. Giappa per Donin, palla messa in mezzo, troppo arretrato questo passaggio con Azzoni che si era già portato in avanti, nulla di fatto e quindi ancora non è andata bene l'iniziativa, diciamo, propositiva nella metà campo avversaria da parte della compagine veneta. Intanto attenzione, Valex, Giappa per Donin, e qui ha sciupato letteralmente una grossissima opportunità di andare a rete, ha cincischiato un po' troppo la formazione della Kame che invece di tirare in porta voleva lo spiraglio completamente aperto ma non c'è riuscito. Donin parte il tiro, il sinistro che finisce a lato. 0-0, altra ghiotta occasione per la Kame, complessivamente 3 veramente le palle gol in questi minuti iniziali di partita. Ha sprecato molto la formazione di Silvio Roscia. Ora Arbonio, palla che è recuperata dallo stesso Arbonio, poi c'è un rimpallo, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato della Kame, infatti è così, ci sarà la rimessa laterale a favore della formazione di Scarpitti a 11:09. Pallone che è giudicato fuori dal rettangolo di gioco dall'arbitro, quindi rimessa laterale, doveva essere battuta dalla Kame. Azzoni, Valex, su di lui c'è Volognino, Valex parte il tiro con il piede, la risposta e l'urlo di soddisfazione di Lielmi per quanto è riuscito a fare ad evitare la capitolazione in questo caso. Eccolo qui l'intervento risolutore del portiere, ancora Valex, Giappa all'indietro per Fior che cede a Donin, supera la linea mediana del campo, su di lui c'è Josema, il pallone ancora tra i piedi del numero 22, ancora tu per tu con Josema, la palla che è gestita verso Azzoni, Giappa all'indietro per Azzoni, Donin porta il pallone a spasso all'interno della propria metà campo, Azzoni supera l'avversario, Azzoni va sul fondo, mette il pallone in mezzo, palla che finisce dall'altra parte. Nulla di fatto ancora una volta su questa iniziativa della Kame, ancora 0-0. Entra Di Guida, pallone lanciato in avanti, il colpo di testa di Azzoni, la palla che finisce in rimessa laterale, questa volta per Benevento, la chiamata dello schema da parte dei giocatori di Scarpitti, nella fattispecie da Volognino mette il pallone, vediamo verso chi, palla che è riconosciuta quindi da Musumeci, un pallone che viene dato sulla destra, l'intervento in anticipo della difesa del giallorossa e quindi la possibilità di rimanere in zona d'attacco da parte del quintetto bianco-blu. Musumeci chiama il pallone, Donin calcia direttamente verso la porta dopo lo scambio con il pivot della formazione della Kame, entrato in campo al posto di Giappa. Vediamo anche Di Guida, Donin e Azzoni, questi 4 giocatori di movimento ora in campo da parte di coach Roscia. Azzoni, Di Guida, il numero 14, scarica la palla per Azzoni, ancora Donin porta avanti il pallone di sinistro, lo dà per Musumeci, lo scarico provato per Donin, ma capisce tutta la squadra ospite che può ripartire con il numero 10
Titon che trova la possibilità di tirare, ma era già chiusa in fase difensiva la formazione della Came, che comunque deve rimanere a protezione della propria porta, perché c'è con il numero 93 Lolo Suazo che ha la possibilità di mettere il pallone di sinistro in mezzo. Ancora Donin che deve chiudere la possibilità verso il tiro. Lolo Suazo, parte il tiro centrale. Musumeci con un po' fior riesce a mettere fuori questa pericolosissima iniziativa da parte beneventana. Palla ancora a favore dei giallorossi con Colletta per Lolo Suazo. Lolo Suazo trova il compagno sulla sinistra, la chiusura di Donin che è intervenuto su Titon, guadagna la rimessa laterale, trova subito in Musumeci collaborazione, allarga sulla sinistra per Di Guida testa alta, guarda la disposizione dei propri compagni, decide di dare il pallone ancora per Donin. Musumeci per Donin, largo sulla destra per Di Guida, ancora Azzoni, circolazione di palla che prosegue all'interno della propria metà campo da parte della formazione della Came. Musumeci non sa cosa fare di questo pallone, decide di passare nuovamente a Donin sul cerchio centrale del campo, la verticalizzazione per Musumeci, capisce tutto l'altro numero 10 della partita, Titon, che mette il pallone in angolo. Mancano 8 minuti e 40 prima del riposo, 0-0 qui la Palaciconia di Ponzano Veneto tra Came Treviso e Benevento calcio a 5, con il corner la possibilità del tiro di Donin, la deviazione da parte del portiere, la palla che finisce sul palo alla sinistra proprio dell'estremo difensore Benevento. Ancora una volta sfortunata l'azione della formazione della Came, rivediamo nel replay il sinistra botta sicura e ancora una volta, questa volta non riesce Donin e qui c'è cartellino giallo, nettamente il fallo commesso dal giocatore del Benevento che ora torna in panchina. Si tratta del numero 20 Guerra, ammonito. È la seconda azione fallosa da parte del Benevento, questo sgambetto costa caro a Guerra, il primo ammonito di questa partita, quando siamo giunti ad 8 minuti e 18 dal termine del primo tempo, con l'arbitro che segna sul proprio taccuino il numero del giocatore ammonito. Ancora qualche secondo di attesa prima di riprendere il fischio e con il pallone che ora tra i piedi di Saccone per Sutton, palla lo scavetto, cercato il lancio verso Donini, il pallone che finisce sul fondo. Ora il richiamo da parte di Rielmi, il portiere cede la palla a Lolo Suazo, verticalizzazione immediata per il numero 8 Jonas, ma questa volta la sfera non riesce a essere bloccata dal numero 8 della formazione di Benevento. Tutto questo quando siamo giunti ad 8 minuti esatti al termine del primo tempo, con il risultato qui di 0-0, con il pallone per Musumeci cerca di lavorare in mezzo a due avversari, poi perde il contatto con il pallone e cede la rimessa laterale ai giocatori ospiti che possono ripartire quindi con il successivo possesso all'interno della propria metà campo. Pallone ancora per Titon, si allarga sulla destra per Jonas, cerca il duetto, però c'è Lolo Suazo, pallone che per un attimo sembrava che rimanesse in campo, ma la decisione arbitrale, lo stupore di Saccone su questa decisione arbitrale, ma ormai i giochi sono fatti. Si riprenderà con la rimessa laterale per Lolo Suazo, la palla per Jonas, ancora il tentativo di attacco sul settore di destra da parte del numero 8, ora la rimessa laterale, Titon, il pallone largo, la sventagliata troppo lunga per il numero 10, non riesce ad agguantare il palla e quindi questa finisce direttamente in fallo laterale. Rimessa laterale per Saccone, sono passati altri 40 secondi con il risultato che è ancora bloccato sullo 0-0 con Saccone per Donin per Sutton, lo scambio tra i due giocatori, la verticalizzazione provata per Musumeci e poi l'intervento falloso pericoloso, non è un fallo, è gioco pericoloso, calcio a 2, quindi sono ancora 0 i falli commessi dai giocatori di Silvio Roscia in questa partita assolutamente tranquilla.
due legni colpiti dai giocatori della Kame, una traversa di Valex e poi il palo clamoroso di Donin con la deviazione di Lielmi, ma la Kame ha costruito anche altre 2 o 3 azioni molto pericolose a proprio favore, però il risultato è ancora sullo 0-0. Donin con Sakon, la palla per Musumeci strattonato un po', l'arbitro fa proseguire, pallone per Sutton, Donin si fa vedere ancora Sakon, Donin cerca di mettere il pallone in mezzo, prova il tiro, l'ottima chiusura difensiva ancora della formazione beneventana. Ci sono problemi ai muscoli per il numero 10 Tito, serie di cambi. Rientra Valex, rientra Giappa, se ne escono Donin e Musumeci da una parte. Deve entrare quindi il fisioterapista della formazione del Benevento e chiaramente quindi dovrà uscire Titon. Possesso palla costante praticamente da parte della formazione della Kame, che come vi dicevo poc'anzi è riuscita a rendersi pericolosa in varie occasioni, ma non è ancora stata capace di mettere il pallone alle spalle di Lielmi. Rimessa laterale, Giappa, Walex, pallone che non tocca il soffitto e quindi può essere distribuito da Giappa all'indietro per Fior. Pallone portato avanti da Sakon, Valex in mezzo, ma non c'era nessun giocatore. Sarebbe stata veramente una bella palla messa in una zona, si era abbassata troppo, si era schiacciata troppo verso la propria porta la squadra di Benevento. Un ottimo pallone, attenzione Sakon e l'autorete su questo tiro di Sakon. Forse c'è stata l'ultima deviazione da parte del giocatore del Benevento, probabilmente Volognino, rivediamo se riusciamo a capire. Forse sì, forse mi pare ci sia stato il tocco. Comunque sia, per quanto riguarda il risultato, è stato sbloccato al sesto, a 6 minuti circa dal termine del primo tempo, con il vantaggio, dobbiamo dire, meritato da parte della formazione di casa, questa volta con un po' di fortuna, con questo scavetto di Sakon sul palo, con un po' di collaborazione da parte di Volognino, e quindi punteggio ora di 1-0. E si riprende quindi con questo punteggio nuovamente, con la Kame che va ad attaccare, perché è chiaro che deve ancora macinare gioco per provare a trovare un risultato più importante, tale da poter gestire meglio la partita. Intanto abbiamo visto una nuova parata da parte di Lielmi a 5-0-6. Sutton, palla messa in mezzo, Valex, e ancora una volta è bravo il portiere con a tu per tu Giappa a non permettergli il tap-in vincente. Altra buona opportunità costruita dalla squadra veneta. Ora Giappa ha cercato il passaggio smarcante con un colpo di tacco Giappa verso Valex, che ora mantiene il possesso del pallone giocando con il piede sinistro sulla sfera, portandosi più laterale possibile. Pallone messo in mezzo, poi non si fa passare Volognino il pallone e quindi lo rimette in con questa possibilità del corner a favore della Kame, con Sutton. Sakon, parla gestita ancora da Sutton in velocità, Giappa per Sakon,
Sutton, l'anticipo e quindi la ripartenza provata da Jonas, palla per Volaninno, pallone ancora per il numero 14, recuperato dalla Kame con Valex, si riversa nella metà campo avversaria la formazione di casa, ora Sutton per Giappa e sbaglia, altra opportunità. Ottima costruzione da parte dei giocatori di Rocha per trovarsi il più possibile in buona posizione, ma poi i ragazzi della formazione di Treviso non riescono a capitalizzare. Tantissime occasioni costruite. Attenzione che questa spinta nei riguardi di Sacon, rivediamo quanto è accaduto. Un arbitro più severo qui avrebbe estratto il cartellino giallo. Vabbè, comunque sia, cambia poco e il risultato vede la formazione ospite alla ricerca del gol del pareggio in questa fase finale del primo tempo. Mancano 3 minuti e 32 al termine del primo tempo. Con pallone messo in mezzo, pericolosissima questa traiettoria all'interno dell'area di rigore della Kame, e ancora una volta dell'intervento di Fior su questo tiro di Titona, e proprio verso la conclusione della prima frazione di gioco il Benevento trova ancora nuovamente carattere per cercare in questo caso di trovare la rete del pareggio con Titon. La risposta De Fior, che non si è fatto sorprendere da questo tiro dalla media distanza, poi Valex, la chiusura in questo caso che galvanizza anche il settore dei supporters della Kame Treviso. Lolo Suazo, parte il tiro e altra deviazione, prova dalla distanza la formazione giallorossa, che negli ultimi secondi si sta mantenendo in maniera costante nella metà campo della Kame. Ora Arvogno, palla all'indietro per il proprio portiere, rilancio lungo, in qualche modo ha cercato il giocatore della formazione Campana di mantenere all'interno del rettangolo di gioco il pallone, non c'è riuscito con un colpo di tacco. Si riprende il gioco. Sacon, Valex, pallone di ritorno per l'89, la chiusura con il piede sinistro di Arvogno che non consente il proseguimento di questa azione della Kame, ma concede nuovamente il possesso di palla alla squadra di casa. Giappa di guida, pallone calciato e poi rimesso in avanti in qualche modo, la chiusura di Fior, pallone che finisce sul soffitto e si riprenderà con la rimessa laterale, quindi di conseguenza pallone che viene in qualche modo respinto dalla formazione della Kame e Benevento non ha l'opportunità di calciare la palla in maniera più efficace. Intanto il portiere mette fuori il pallone perché è stato colpito in faccia dalla sfera Arvogno. Rivediamo, ecco un rimpallo sulla chiusura da parte di Sacon in faccia sul volto. Vuole essere sostituito il capitano, servirà qualche secondo in più.
pallone che viene restituito ovviamente da Lolo Suazo ai giocatori della Kame. Meno di 2 minuti prima di concludere questo primo tempo, con Valex per Di Guida. Pallone che ora è dato a Di Guida. Valex, Di Guida, Valex. Del Gaudio, è entrato lui ora nel ruolo di pivot. Azzoni, pallone per Valex, prova a chiudere in attacco questa ultima parte del primo tempo la formazione della Kame, con Azzoni, Valex, chiusura ancora di Lolo Suazo. Azzoni, Valex, ancora Del Gaudio, palla per Azzoni, Azzoni parte il tiro a rete! Azzoni con questa combinazione si libera bene sul centrodestra all'interno dell'area di rigore e fa partire una diagonale vincente per il 2-0. Rivediamo lo scambio con Del Gaudio al limite dell'area di rigore, parte il tiro e il gol di Azzoni, quindi punteggio ora di 2-0 ad 1:14 dal termine del primo tempo, e quindi la Kame riesce in qualche modo a raddoppiare in un primo tempo pieno di occasioni, con Benevento che si stava portando alla ricerca del gol del pareggio. 2-0. E la rete al volo, il mancino vincente di Lolo Suazo, davvero un bel gol. È durato veramente poco il doppio vantaggio della formazione di casa, stupendo questo tiro al volo di sinistro, ben calciato. Spesso e volentieri si vedono partire dei tiri altissimi, ma in questo caso è stato ottimo il tiro verso scagliato la porta avversaria da parte di Lolo Suazo, e il risultato di 2-1. Botta e risposta in questo finale di primo tempo, un po' di amaro in bocca per i giocatori di casa, per i supporter di casa che speravano di andare al riposo almeno con 2 reti di vantaggio. Ora invece la situazione è ritornata qualche istante prima, cioè dal 2-0 al 2-1, un gol solo di vantaggio per la formazione di casa della Kame Treviso. Ancora Lolo Suazo, la classe del numero 93, capisce tutto Del Gaudio che lo rincorre, gli strappa il pallone. Donina, mancano 20 secondi, vedremo se la Kame riuscirà a trovare almeno un altro tentativo verso la porta beneventana, con Valex. Ancora pochi secondi, dovrà evidentemente provare il tiro. Donin, parte il tiro! E per un soffio sul secondo palo Del Gaudio non è riuscito a trovare il tap-in vincente, era in ottima posizione, e intanto si conclude qui il primo tempo. Sono trascorsi i primi 20 minuti di questa partita, la prima parte del match tra la Kame e il Benevento. Come vedete dalla sovraimpressione, il primo tempo si conclude con il risultato di 2-1. Per ora è tutto. Ci sentiamo ad inizio ripresa.
Sta per iniziare la ripresa del match tra la CAM e il Benevento. Al termine del primo tempo il risultato è di 2-1. Adesso, come di consueto, grazie alla regia di Italo Morao, andremo a vedere quelli che sono stati i gol realizzati. Il primo della CAM con l'azione da parte di Sacon e poi questo tiro in diagonale di Azzogni, e qualche secondo dopo questo bellissimo gol di sinistro, l'impatto spettacolare del pallone con il mancino di Lolo Suazo per il 2-1. Le due squadre sono rientrate in campo. Eccolo qui uno dei protagonisti del match, Titon, che è pronto a dare battaglia in questa ripresa, risultato ancora molto incerto. Il via da parte dell'arbitro e si riprende la partita con il primo possesso da parte della formazione beneventana e la palla che finisce fuori. Sacon, Sutton, Valex porta avanti il pallone, ancora palla per la CAM che prova a cambiare sempre zona d'attacco per andare a sbilanciare un po' la difesa avversaria con questi continui cambi di gioco. Ecco qui il pallone filtrante per Valex, vincente questo movimento, ottimo. Ne stavamo appunto parlando, come la CAM stesse cercando di muovere la difesa beneventana, e c'è riuscita a trovare subito l'immediato 3-1 con questo sinistro magico di Valex a 19:23 dal termine della partita. E subito nella prima azione costruita la CAM si riporta sul +2 come punteggio, come vantaggio nei riguardi del Benevento. Ulteriore urlo di felicità di Valex verso la propria panchina e inizia male questa ripresa il Benevento. Ha scosso la testa il tecnico Scarpitti, che non avrebbe voluto certamente andare a subire in questo modo il 3-1, e ora Valex, evidentemente esaltato dal gol realizzato qualche istante fa, cerca come al solito di trovare spazio, e masticato questa volta il tiro del numero 7 della CAM. Palombella, palla che viene controllata da Valex con il corpo, poi cade a terra il giocatore bianco-blu, ma si riprende con una semplice rimessa dal fondo. Dobbiamo dire che è da diverso tempo che la CAM, come vi dicevo ad inizio di nostra telecronaca, che non riesce ad ottenere l'intera imposta in palio e soprattutto che non riesce a vincere con un ampio margine. Non ce ne voglia Benevento, ma è ultima in classifica. Questa può essere una buona occasione, però abbiamo visto come la formazione campana, comunque, nonostante la classifica dica qualcosa di diverso, è una squadra che non regala nulla, almeno per quello che abbiamo visto in questi minuti qui alla Pala Ciconia. Ne sono passati sostanzialmente 22, 2 della ripresa. Valex, Sacon spara via il pallone più per una questione difensiva che per provare a fare qualcosa in attacco. Sutton, Sacon, Sutton, Valex, Titon su di lui, pallone per Sutton, ancora per Sacon, la verticalizzazione non riesce, Armonio, palla al piede, allarga sulla destra, Valex capisce tutto, viene messo a terra e qui ci potrebbe essere anche il cartellino giallo.
Comunque l'arbitro decide che va bene così, e quindi primo fallo di questo secondo tempo commesso dai giocatori in maglia giallorossa. Palla lanciata lunga e messa fuori dal rettangolo di gioco. Titon, Sacon, Sutton, pallone immediatamente recuperato dalla Kame. Valex, Sutton, viene pressato. Sutton in qualche modo riesce ad evitare la ripartenza immediata da parte del Benevento, che comunque ritorna in possesso. Pressing alto da parte della Kame con Valex, dall'altra parte Sutton, la sventagliata ottima per il numero 20 Guerra. Nel primo tempo ammonito il giocatore classe 2003, nato il 2 di agosto per la precisione. Intanto c'è il portiere di movimento Volaninno con la maglia bianca. Mancano tantissimi minuti alla fine della partita, ma spesso e volentieri alcuni tecnici decidono comunque sia, per poter mantenere il possesso della palla, per gestire al meglio la fase d'attacco, di utilizzare senza forzare l'azione il portiere di movimento. Certo che un po' più pericolosità da una parte e dall'altra c'è. Intanto pallone calciato sul soffitto, rimessa laterale a favore del Benevento. Titon, serie di passaggi, si arriva per Volaninno, ancora si passa da una parte e dall'altra, sempre ovviamente con la volontà di trovare Volaninno libero, e poi la chiusura della Kame. Volaninno, portiere di movimento per Osema. Volaninno, numero 3, parte il tiro in diagonale, la buona opportunità. Intanto esce il portiere di movimento, lo rivediamo nel replay dopo il piatto destro, insomma il tiro di destro del giocatore Benevento. Dall'altra parte pallone che finisce direttamente fuori sul rilancio. Vediamo se verrà adottato immediatamente il portiere in movimento e cerca Donin. Titon va via, palla in mezzo, in qualche modo la respinta di Fior, riparte Donini in mezzo a traversare, la scarica per Giappa. Azzoni rallenta il gioco la Kame, che certamente non ha nessuna intenzione di accelerare i tempi, essendo in vantaggio di 2 reti. Donin per Sacon. Donin, palla che arriva comunque in qualche modo favorevole nel rimpallo a Donin, che poi pressa, e c'è il calcio di punizione un po' fischiato in ritardo questo fallo. 1-1 i falli commessi in questo secondo tempo, uno per parte. Osema, Titon e il portiere di movimento ancora messo in campo da coach Scarpitti. Ora la palla che viene gestita con questa serie di passaggi dalla formazione Benevento. Ci sono 2 giocatori del Benevento larghi, diciamo, nei pressi dei 2 pali della porta difesa da Fior. Cerca di allargare le maglie, attenzione la rete, ed eccolo qui, dicevo appunto del fatto di mettere 2 uomini a fianco alla porta. È arrivata Arvonio con la rete del 3-2 a 13:51.
e quindi ha sfruttato molto bene questa situazione di power play da parte della squadra ospite, che è riuscita ad accorciare le distanze. Rilancio lungo con le mani, la chiusura da parte del portiere Lielmi, ha messo il pallone sul fondo. Dicevo appunto del fatto che con il portiere di movimento il Benevento è riuscito a rendersi pericoloso. Nella seconda occasione ha raggiunto la seconda marcatura di questa partita sino ad ora, con il risultato parziale qui alla Palaciconia che è di 3-2. Valex si riparte da Fior, guarda la disposizione dei propri compagni, poi il rilancio sbagliato completamente. Su questa situazione di gioco la Cam pecca un po' di precisione e spesso e volentieri. Attenzione, intanto Giappa, c'è stata la chiusura all'ultimo istante di Lolo Suazo su Sacona, che stava per battere verso la porta in maniera pericolosa. Sutton, Valex, parte il tiro diagonale che finisce sul fondo. Pericolosa ancora questa iniziativa del numero 7. Rivediamo nel replay il tiro di prima intenzione da parte del giocatore della Came Treviso, Titon. Cambio in velocità al portiere, col portiere di movimento Voloninno che prova a dare il via a questo nuovo possesso di palla da parte della formazione del Benevento e che prova a trovare la via del pareggio. La chiusura di Valex, Sutton non riesce a trovare il pallone, ovviamente la porta era sguarnita. C'è il pressing ora con la palla che è toccata dal portiere. Quando aveva già superato la metà campo, nella propria metà campo, Valex Giappa, Sacon, Sutton, Valex, parte il tiro. C'è stato l'intervento di Colletta che mette il pallone fuori. Rivediamo, con il piede sinistro il pallone si alza e va a finire fuori, quindi il corner per quanto riguarda la Came Treviso a 12:03 dal termine del match. Pallone ora che è stato restituito per un istante verso la formazione del Benevento, però si riprende con una rimessa laterale per la Came Treviso con Giappa per Valex. Vediamo se arriva la verticalizzazione, ripassa da Valex, Giappa, eccola qui l'imbeccata centrale, ma riparte ora Benevento con Titon. La chiusura di Valex ancora in maniera ottimale sul pallone, ottima questa azione. Intanto c'è Sutton per Giappa, era tutto solo il numero 12, il pallone non arriva al capitano, che avrebbe avuto la possibilità di battere praticamente quasi a porta vuota il pallone, non c'è riuscito. Rientra Voloninno in campo come portiere di movimento. Palla mandata dall'altra parte.
rimessa laterale a favore della Cam con Donin che è pronto, pallone all'indietro di guida. Donin prova ad andare via e poi la traversa di Donin è ancora sfortunata la Kame. Questo è il terzo legno, Donin se ne va via, poi calcio di destro e pallone che finisce sulla traversa. Altra ghiotta occasione per la Kame sul risultato di 3-2 che permane ancora tale a 10:58 dal termine del match. Donin, Azzoni, Giappa, Sacon, questi sono i giocatori in campo per quanto riguarda la Kame che deve rimanere in fase difensiva. Ora stava per perdere il pallone Benevento, però è riuscita a mantenerlo. Titon ora ci prova nuovamente ancora la formazione giallorossa con questa serie di passaggi. Abbiamo visto che è riuscita a trovare il gol del 3-2. C'è stato l'ultimo tocco secondo l'arbitro posizionato dall'altra parte da parte dei giocatori della Kame. Viene concesso il corner. Voloninno, palla che circola sulla destra, arriva al numero 3, attenzione Voloninno all'anticipo di Giappa che capisce tutto. Voloninno era già pronto a calciare in maniera vincente verso la porta avversaria, ma c'è stato l'anticipo all'ultimo secondo del capitano della Kame. Ancora Voloninno mette sempre molto scompiglio, attenzione il pallone che esce e sfiora il palo vicinissimo alla 4-2 la Kame Treviso. Si riprende con la rimessa in gioco con le mani di Lielmi, il portiere che è rientrato in campo, ma è sempre pronto Voloninno a rimettere piede come portiere di movimento in campo. Giappa sbaglia tutto il capitano, attenzione in contropiede, la possibilità del Benevento, parte il tiro, Fior tutto regolare secondo l'arbitro. Per la panchina di Benevento c'è stato un tocco di mano. Le proteste, attenzione Giappa che stava per rubare il pallone, ancora una volta si riversa Titon dall'altra parte, attenzione perché ci sono le proteste e c'è un cartellino giallo per un giocatore del Benevento. Ci sono le proteste, c'è l'arbitro che vuole andare, quindi rimessa in gioco, tutto sistemato. L'arbitro va a parlare con l'arbitro con il giocatore, quindi si riprende il match a poco più di 9 minuti dal termine. Josema, palla in mezzo, parte il tiro, Fior con i piedi e poi vediamo il pallone recuperato dal numero 14 Voloninno. Ancora parte il destro, pallone che carambola e finisce fuori. 8 minuti e 32. 8 minuti e 32 al termine della partita, con la squadra ospite che sta cercando in tutti i modi di riportarsi nel risultato di parità. Parità che non si è più avuta a 6 minuti circa dal termine del primo tempo, con la Kame che si era portata in vantaggio per 1-0, poi il 2-0, il 2-1, il 3-1 e ora il
3-2. Si rimette il frattino Lielmi per dare l'opportunità a Volognino di rientrare nel campo come portiere di movimento. Serie di scambi, vediamo che Sutton cerca di interrompere l'azione, prova a rimanere concentrata la squadra di casa mentre c'è la circolazione di palla della formazione di Benevento che prova a trovare lo spiraglio giusto. Josema si riporta in posizione centrale. Volognino, attenzione alla combinazione Volognino perché di solito è da lui che poi passano le situazioni, quando soprattutto taglia la difesa della Kame entrando appunto nelle maglie difensive della formazione della Kame per togliere qualche punto di riferimento in fase di marcatura. Titon, parte il tiro e in qualche modo c'è stata la deviazione di Arvogno che vi ricordo ha realizzato la seconda rete del Benevento. Ora pallone che arriva tra le mani di Lielmi. Titon cerca il pressing, la Kame, palla che comunque arriva in qualche modo in avanti, però c'è il recupero di Giappa per Valex. Parte il tiro, il puntone del numero 7 che in corsa ha provato a calciare direttamente in velocità per togliere il tempo al portiere avversario, ma ha calciato fuori dello specchio della porta. Ancora il pressing di Giappa, non rientra ancora il portiere di movimento, cercano di alzare il proprio baricentro quelli in maglia giallorossa, guadagnano la rimessa laterale e quindi l'opportunità di far rientrare in campo il numero 14 Volognino per ancora lo schema col portiere di movimento. Kame che solo una volta è andata vicinissima al gol del 4-2 per una situazione di porta sguarnita da parte del Benevento. Attenzione, questa volta non si capiscono tra di loro i giocatori del Benevento e quindi c'è il rilancio di Giappa all'indietro, colpo di testa, pallone che in qualche modo viene recuperato da Giappa e sbaglia clamorosamente ancora una volta il gol. Aveva fatto tutto bene, aveva letteralmente strappato il pallone dai piedi dell'avversario, eccolo qui, poi invece di passare la palla ad Azzoni ha deciso di fare tutto da solo e ha calciato la parte esterna della porta, non trovando la rete del 4-2. Pallon bella, attenzione, pallone pericoloso tra i piedi di Titon. Valex, pallone troppo alto, non ci siamo con questi lanci con le mani da parte di Fior, non trova assolutamente mai la misura. Sacon in qualche modo prova a disturbare l'azione di impostazione da parte di Benevento, non c'è fallo secondo l'arbitro. Josema si rialza, era a 2 passi il direttore di gara, uno dei 2 direttori di gara. Intanto vediamo nuovamente col portiere di movimento Benevento. Riprova Volognino, palla messa in mezzo, Azzoni in qualche modo, poi il tiro, ancora nulla di fatto, si era portato intanto indietro anche un giocatore di Benevento a proteggere la propria porta,
quindi non sarebbe stato facile per i giocatori della Came realizzare la rete. Trascorre il tempo, intanto siamo a 4:20 con i giallorossi che provano in qualche modo a trovare la via del gol, e poi una deviazione, era impietrito su questa situazione Fior, un tiro e una deviazione di Sacon, se non andiamo errati, e la palla per poco si insaccava alle spalle di Fior. Tutto questo non è accaduto e quindi si riprende il gioco, il possesso di palla. Attenzione, Walex ha l'opportunità di portare sul 4-2, Walex, il tiro, la rete in contropiede a porta sguarnita col portiere di movimento. Questa volta è un gioco da ragazzi, 2 contro 1, Walex per Sutton a 3:47, 4-2 Sutton. Rivediamo, passaggio semplice, il tocco in porta, comunque protagonista è sempre Walex, viene rimesso in campo ovviamente ancora il portiere di movimento, con 2 gol da recuperare per la squadra di Scarpitti. Fausto Scarpitti dà ancora ovviamente indicazioni ai propri ragazzi che proveranno a trovare ancora un altro gol per riaprire le speranze di questa partita. Intanto c'è la chiamata del time out proprio per la formazione di Scarpitti, ma intanto il gioco era ripreso, quindi solo quando ci sarà la ripresa del gioco, che deve essere ovviamente a favore del Benevento, ci sarà lo stop. Intanto vediamo Giappa che in qualche modo stava cercando di rubare il pallone. Volognino si porta dietro il pallone e poi c'è il fallo per la spinta verso Walex. Rivediamo proprio del giocatore in maglia bianca. 2:52, Walex per il portiere Fior, lungo rilancio, palla che si alza di poco sopra la traversa, ed ecco qui il preannunciato time out. L'ultimo della partita di sicuro per quanto riguarda la formazione del Benevento. Vedremo se nel caso ci sarà una chiamata anche per quanto riguarda la formazione di casa, ma stiamo andando verso la conclusione del match con il risultato che vede la Came Treviso in vantaggio per 4-2. La felicità dei supporters bianco-blu per questa situazione di risultato. Sarebbe un ritorno alla vittoria qui alla Palacicogna per i ragazzi del qui inquadrato Silvio Roscia, che intanto sta indicando qualcosa ai giocatori in campo, ad Azzoni, a Sacon, a Giappa e a Walex. Con la lavagnetta invece le indicazioni da parte di Scarpitti, e ora gli arbitri dicono che si può fare la sostituzione. (2:45) quindi al termine della partita, con la sciarpata, come si usa dire, dei tifosi della Came Treviso. Pallone che forse era uscito, l'arbitro dice che era tutto regolare. Altri 7 secondi che se ne vanno. Azzoni entra in campo al posto di Loris Di Guida, numero 14 mette il frattino, a fianco a lui c'è Donin
e anche Sutton, autore della rete del 4-2 sull'assist, il pallone regalato da Wolex. Portieri di movimento ovviamente per Benevento, che gestisce in questa maniera qui la possibilità di portarsi nuovamente pericoloso in avanti. Azzoni interviene molto bene ed ora proverà il pressing Benevento, ma Wolex rallenta il possesso di palla e poi Azzoni decide di rilanciare in avanti. 1:55. Donin al posto di Wolex, Tidon in possesso di palla con il portiere di movimento ovviamente Bolognino che si porta in avanti a cercare di sfruttare le ultime possibilità, poi palla che finisce tra i piedi di Sacon. Titon Giappa, vediamo se tira la palla e va in rete, e Giappa va a portare a quota 13 le sue marcature stagionali. A 1:24 il gol del 5-2 e dobbiamo dire che ormai i giochi sono fatti. Punteggio di 5-2 con Giappa che lascia il campo dopo aver realizzato con molta facilità la quinta marcatura della Kame in questo pomeriggio di 1° marzo. Inizia bene il mese di marzo per la squadra di Silvio Roscia, che a questo punto si porta a quota 26, continua chiaramente a avere la possibilità. Intanto questo è un brutto fallo, non abbiamo capito come l'arbitro non abbia fischiato calcio di punizione. Vabbè, comunque sia, siamo ormai negli ultimi secondi di questo match. Stavamo dicendo che la Kame era assolutamente fondamentale per la Kame portare a casa questi 3 punti che permettono alla formazione trevigiana di coltivare ancora un po' di speranze per potersi qualificare tra le prime 8, tra le squadre che possono andare a giocare i playoff. Rientra in campo il portiere Lielmi per questi pochi secondi alla fine della partita. 5-2 ci voleva sicuramente per la Kame ritrovare la vittoria. Donin porta a spasso il pallone. Ormai siamo arrivati quasi alle strette di mano nella fine della partita. Benevento che vuole comunque non dare spazio alla squadra avversaria e arriva quindi il finale. La Kame chiude con il punteggio di 5-2 questa serie di partite casalinghe giocate consecutivamente ogni sabato qui alla Pala Cicogna. Gli abbracci da parte dei giocatori di Silvio Roscia, un po' di felicità questa volta per la squadra della formazione della Kame Treviso. Bene, con questa sovraimpressione che dice Kame 5, Benevento 2, è davvero tutto dalla Pala Cicogna. Andrea Martucci vi saluta, vi augura un buon proseguimento di giornata e ringrazia come di consueto i tecnici e soprattutto la regia di Italo Morao. Buona serata.